Eccoci qua da Cortina in diretta per il secondo appuntamento giornaliero dello streaming di Slalom Coppa del Mondo di sci d'erba. In commento Cristina Mauri e Davide Saviani. Buongiorno a tutti. Allora, splendida giornata anche oggi come ieri, speriamo che il tempo ci assista, anche perché le previsioni non danno proprio una cosa certa attorno all'una, ma insomma la gara per quell'ora dovrebbe essere conclusa. Oggi giornata di sole come ieri al momento, speriamo continui e vediamo le nostre bellissime montagne illuminate. Bene, allora andiamo intanto a presentare un po' le classifiche di ieri, quindi l'andamento dello slalom. Andiamo quindi con le donne per primo. I primi tre posti sono Gerlach Jacqueline, Kednerova Adela e al terzo posto per l'Italia con Mazzoncini Margherita, che direi che ha concluso un'ottima gara. Sì, ottima gara per le nostre atlete di ieri. Anche Antonella Manzoni che è arrivata subito a ridosso del podio in quarta posizione e Monica Ferrighetto sesta. Milesi Federica invece nona, purtroppo non è riuscita a terminare la nostra atleta, la Chiara Milesi sempre. Invece con il podio maschile abbiamo al primo posto un ottimo piazzamento di Gritti Lorenzo Dante Marco. Il nostro Gritti ha fatto un'ottima gara ieri, concluso sia in prima manche che in seconda manche con il primo tempo e ha dimostrato quindi un'ottima agilità nei pali stretti. E al secondo posto Wipi Mirko e al terzo Angerer Hannes. A seguire poi altri italiani, Edoardo Frau che in seconda manche ha perso qualche posizione e subito a ridosso Guerini Pietro, Filippo Zamboni in sesta e settima posizione, per poi avere Saviane Davide al 12° posto e poi al 16° Schiavetti Nicolò, al 17° Buio Daniele, al 20° Fabrizio Rottigni e dopodiché abbiamo Combi Marco al 21°, Bleinat Alberto al 24°, Martinelli al 26°, Libardoni Nicolò al 26° e Niedu Davide infine al 28° posto. Allora sì, vi dico subito che siamo pronti a partire con la gara, gli apripisti sono pronti, il primo apripista sarà Cerentin Roberto, seguito da Bertagno Michael, sono giovani atleti del Graschi Team Belluno che nei prossimi anni, il prossimo anno o fra un paio d'anni, potrebbero anche loro partecipare alla Coppa del Mondo. Eccoci qua, pronti? Partito quindi Cerentin, ci darà la prima dimostrazione su questo tracciato di oggi, vedremo cosa ci riserva. Sì, ho fatto ricognizione Davide ed è un tracciato che sembra abbastanza semplice. Ottimo. Perché sì. È abbastanza regolare, tra una figura e l'altra più o meno ci sono sempre lo stesso numero di porte. Ok, molto regolare. Ho il dubbio però sulla lunga, che oggi ho paura qui al traguardo? Sì, okay. Perché qua in fondo c'è la lunga, la vedevo là in fondo, che è questa, appena passata. Oggi il terreno è un po' umido perché ieri sera ha piovuto, potrebbe dare qualche problema. Ecco arrivato Celentino Roberto al traguardo, benissimo. Ed ora è il turno di Bertagno Michael. Eccolo in partenza che si prepara. Adesso vediamo poi con l'aumentare delle velocità come andrà poi sull'ultima lunga. Sì, vedevo da in fondo anch'io. Gli uomini faranno un po' la differenza, no? Come Sicuramente, sempre. Sicuramente. Visto la loro forza, la loro portanza, probabilmente cambierà un po' a differenza delle donne che magari hanno... Sicuramente in questo sport diciamo che la forza è il motore principale, ancora più direi dello sci alpino.
Sì, può creare molta differenza, soprattutto tra maschi e femmine. Ecco Ok, Michael in azione. benissimo, altre spinte anche fuori. Voglio andare, qui c'è una tripla. Bravo, bravo Bene, il nostro atleta qua, giovane ma molto capace. una buona impostazione, direi. Voglia di correre ne ha. Sì, 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 non si risparmia sicuramente. Bene, ecco qui sul muretto finale e vediamo la lunga per lui come sarà. Sì, Ok, tranquilla, sì, tranquilla, direi direi che l'ha bene, passata tranquilla. direi tranquillo, sì. Ed ecco, Benissimo, anche lui al traguardo, giù al traguardo senza grossi problemi, direi. ottimo, ottimo. Ottimo, eccolo qua. Traguardo che ieri ha creato qualche problema a te, Davide, intanto Sì, che aspettiamo che direi parti la prima atleta, purtroppo. purtroppo di sì. Il traguardo mi ha un po' inchiodato la schiena e oggi purtroppo non riuscirò a fare la gara. Ecco, già in partenza comunque la prima atleta, ecco l'hanno fermata. Qualche problema tecnico probabilmente, ecco che si riprepara. Pronta la partenza e via, eccola. Ecco, partita la prima concorrente. Prima concorrente che è Nicola Fricova, eccola qui, ha già una buona velocità direi giù per la pista, eccola qua nella tripla, Rapida. molto. Lei comunque è un'atleta, anche lei con una buona capacità, sebbene che giovane, l'anno scorso ha dimostrato di difendersi bene. Eccola È qua. del 2001, sì. Sì, sì. Il primo anno, no, no, Secondo. secondo anno di Coppa del Mondo. Anche per lei direi che non ci sono stati tanti problemi in quella lunga lì, un po' lenta forse al traguardo, ma conclude con un tempo di 40,37. Vediamo, questo è il tempo di riferimento, vedremo chi saprà fare meglio. Questa è Adela Ketnerova, Molto possente, sì, Un direi atleta. totalmente un'altra stazza. Lei sicuramente nel piano ha il peso che porta fuori, velocità. Però sa essere anche molto molto rapida, Sì, come si può notare vedere. dal passaggio della tripla. Ok. Ecco Eccola sì. qui fuori per il piano, non ha neanche avuto bisogno di spingere, un intertempo di 21,59. Ok, ecco, nel muretto finale, sulla lunga, Tranquilla, benissimo. tranquilla, tranquilla. Cambia un po' arretrato, ma è una sua caratteristica. E conclude con 30-19, 39-19. Benissimo, quindi passa in testa. Passa in testa già qui le prime differenze. E qua abbiamo la nostra atleta di casa, Manzoni Antonella, Prima pronta italiana alla a partenza. partenza. Ecco la Eccola. partita. Benissimo. Vai Lella. Partita Mi molto raccomando, decisa. Ieri è sciato bene, Un po' arretrata l'Antonella. lì, sì. Vuol dire che è stata brava. Ecco, nella tripla forse poteva un po' sfilarlo, ma insomma, ogni atleta ha il suo metodo poi di prendere queste figure. Intertempo 22,72. Vediamo come se la cava sul muro finale, la vedo un po' lentina però. Sì, forse un po' lenta come azione, un po' meno dinamica Sì, rispetto alla Ketnerova. sì, sì, decisamente, decisamente. Mamma mia. Terza, Terza, purtroppo. 41,28. Vabbè, questa è la prima manche, non disperiamo. No, no. Eccola qua, invece La l'atleta che è in testa, vincitrice ieri. esatto, la Jacqueline Gerlach. Lei dotata di una forte dinamicità nel movimento. Come si può notare non si ferma mai. È sempre lì che pompa, pompa sulle gambe, Vero, molto molto, molto continua. voglia di andare, spinge. Ok. Intertempo 21,31. È un buon intertempo. Sentiamo Il le tifo. incitazioni. Eccola nelle ultime porte, un po' a pelo. Bravissima. Ottimo tempo. Bravissima, bravissima. Ottimo tempo. Ha lasciato andare giù in fondo e questo è Ottimo. valso la prima posizione. Eccola qui, l'atleta del Graschi Team Belluno, Margherita Mazzoncini. Brava Margherita, dai. Vai Marghe. Ieri bellissima prestazione,
Lo slalom non è proprio la sua specialità, ma si è tirata fuori bene ieri. Sì, sì, sì. Quest'anno si sta vedendo che sta tirando fuori molta grinta, molta agilità, molto coraggio. È iniziato da grande, diciamo, ad 22, avvicinarsi allo sci 47. d'erba, ma, Sì, neofita. ma molto brava, molto Abbastanza capace. ritmica, buon cambio. Bene la lunga, bene la lunga. Bene, bene, bella velocità qua in fondo. Dai Marghe. Ah, Bravissima. 40, Quarta. 85, quarta. Beh, insomma, dai. Bene, bene, recuperabile. Sì, sì, sì. E In eccoci partenza alla adesso abbiamo Vesela. la Vesela Alena della Repubblica Ceca. Eccola qui. Anche lei giovane, una giovane atleta. Sì, è del 2002. Nel suo primo anno nello sci d'erba, ma comunque una buona agilità. Sembra veloce a vederla. Sì, è rapida nei cambi, un po' meno attiva sulle gambe forse. Sì, è un po' statica, però comunque di solito molla abbastanza lo sci. Adesso vediamo qui sulla parte stretta. Ah. Qualche problema di sua lunga, Incertezza. un po' di interno che era lì vicino. Però un buon tempo. Però, brava. Li ha lasciati Terza. andare. Come ti dicevo, li fa abbastanza. Mi fa correre. Eccola qui invece la veterana Ingrid Schoffer. Il chauffeur Ingrid è classe 1963. Signori, Non molla mai. lei è un pezzo duro. Si vede l'esperienza nella sua sciata, direi, no? Sì, l'agilità diciamo comincia un po' a scarseggiare, però l'esperienza le vale comunque qualche ottimo piazzamento. Intertempo un po' altino. Va bene, dai. Beh, se l'è cavata sulla lunga. Per lei comunque è sempre un piacere venire a fare le gare, anche per questo che non molla mai. Ultimo Settimo tempo posto. per il momento. Abbiamo la Krukel-Daniela in partenza. Eccola. Partita. Bene. Ok, molte spinte. Vediamo oggi. Ieri si è trovata a sciare con un solo bastone. Sì, è stata bravissima. Ha concluso la gara. Bravissima, il bastone si è incastrato nel momento della partenza, l'ha perso, però è riuscita ad qualche arrivare in problema. fondo e anche discretamente. Direi di sì. 22-16 l'intertempo. Non è facile sciare con un bastone solo, No. già sulla neve è difficile, l'erba complica molto di più. Sull'erba è una sfida. Sì, lei invece ci è riuscita molto bene. Arriva in fondo con il tempo di 40-33, quarto posto, Brava, bravissima. davanti a Margherita. credo. Davanti a Margherita, sì, che però mi sa che va già perso una posizione. Ecco qui la nona atleta, Monica Ferighetto, un'altra atleta del Graschi Team Belluno. La vediamo partire, Dai, Monica. abbastanza decisa, non la vedo male. No. Adesso vediamo nel piano, che è il piano qui che fa la differenza. Sembra veloce, un po' in ritardo, però nel piano Leggermente in ritardo. un po' Speriamo, poco movimento, però forse speriamo non tenga 23 troppo. l'intertempo. Vediamo Guarda. nella parte finale. Qua è ora di mollar giù, lasciar sfilare la lunga. Dai, Monica. Forza, forza. Bravissima. 42,08. Un tempo un Insomma, po' altino. forse poteva fare qualcosa di più. Qua subito rispetto parte a ieri. Federica Milesi. Partita da Federica. Si dice anche la Monica poteva fare qualcosa di più, magari. Ieri era un po' meglio. Un po' meglio, forse, sì. Federica è la terza di 3 fratelli, tutti e 3 presenti qua. Sì, Questa solo è la- 2 però gareggianti, È la più giovane. ma la più prestante. Bene, dai, mi sembra si stia difendendo abbastanza. Anche lei comunque neofita, è da qualche anno che pratica questo sport. È ancora giovane, sì. Federica è del 2002. Ok, eccola al traguardo, tempo decisamente alto. Sì. L'ultimo tempo al momento, 44,34. Ha fatto la sua gara.
Vediamo, la Già prossima partita, non atleta, abbiamo neanche visto la partenza. Vesela. Rosca Vanessa. Ah, la Vanessa? Sì, la Vanessa. Ok, Giovanissima, 2003. mamma mia. Ha la prima esperienza in Questa- Coppa del Mondo. Eccola qui. Ha cominciato a sciare da piccolissima, eh? Mi ricordo, era tutta scarponi e nient'altro. Magrissima. Un fuscello dentro gli scarponi. Esatto. Un po' rotonda sulle porte, cosa Un po' dici, Davide? rotonda. Un po' rotonda, però l'impostazione non è male, è una buona tecnica secondo me, a vederla nelle porte sul ripido. Però la rotondità gli ha costato caro. Costa un po' in termini di tempo. Diciamo che l'ultimo muretto è un po' da sapere interpretare, perché sì, si arriva lenti, però è da far andare, insomma, altrimenti, Bisogna mollare tutto. anche se Altrimenti ci sono angoli. un po' Bila più, Martina. un po' più rischio, insomma. Bila Martina in partenza. Questa qui, 2002. Lei è anche lei la sua prima esperienza in Coppa del Mondo, se non sbaglio, eh. Giovane. Forse era la scorsa a Pregasteri. Comunque giovanissima. Giovanissimo. Oh, lì c'era un po' in forse. È un po' sull'interno statica. Si fida un po' troppo dello sci interno che dovrebbe essere il contrario. Diciamo che uno sci d'erba non è proprio semplice, poi la distribuzione dei carichi tra interno e esterno. È arrivata Bila Martina col tempo di 43,94. Prossima a partire Giacobini Lisa. Eccola qui, è un atleta dell'Austria, nonostante abbia nomi italiani. Cognome molto italiano, sì. Il papà dovrebbe avere origini italiane. Vediamo lei come se la cava in questo tracciato. Il suo intertempo 24,52. Ha spinto molto poco fuori per il piano, è stata un po' statica ad inseguire gli sci. Di conseguenza nel muro prende poca velocità. Qua sembrava lì un po' mollati, ma il tempo comunque rimane alto. Nell'ultimo tempo. Ultima donna a partire, Milesi Chiara. Milesi Chiara. Vediamo come sarà la sua manche di oggi. Ieri ha avuto qualche difficoltà. Un po' in ritardo forse, Davide. Lei è un po'... è sempre seduta sullo sci, sempre una posizione che non gli paga, insomma, non riesce ad avere il controllo che dovrebbe avere. Non riesce a spingere, quindi Di conseguenza sul piano sì, è bloccata in tutti i movimenti. Comunque qui nel muro... ah, dai, ci sta provando, non Cioè. mi sembra male, dai. ok. Teniamo duro, Chiara, fino in fondo. No, Oh, peccato, bel proprio, traguardo. proprio ormai a fine gara, ah, non ce l'ha fatta. pazienza. Qua si parte con gli uomini, vedremo quindi la differenza netta adesso da uomini e donne, se non altro da subito sulla partenza. Le partenze degli uomini sono, direi, danno spettacolo ogni tanto. Sicuramente. Allora, c'è una piccola pausa dovuta a proposito della partenza, proprio all'innalzamento del cancelletto, perché gli uomini, come vedremo adesso con le partenze più possenti, rischierebbero di saltarlo, quindi viene un po' alzato rispetto alle donne. O spaccarlo direttamente. Insomma. O spaccarlo, sì, Succede successo spesso ancora. che si spaccano le aste perché si agganciano negli scarponi. Sì, e imprimono un bel po' di forza. Qui vediamo il Suem intanto che che purtroppo sta facendo un giro, probabilmente qualche infortunato. Nelle magnifiche montagne qui dietro, che vediamo. splendido panorama comunque, eh? Pronti allora con gli uomini? Primo uomo Dominic Sen, svizzero dell'83. Eccolo. Si vede nettamente la differenza in forza e quindi in velocità. Sì, sicuramente.
Gli uomini sviluppano molta più velocità, hanno molta più prestanza fisica. Dominic è un veterano ormai del circuito, perché Anche sono lui, sì. parecchi anni che partecipa alla Coppa del Mondo, anche con buoni risultati, direi. Beh, direi di sì. Ed eccolo qua nelle porte finali, direi che sul lungo non ha avuto nessunissimo problema, abbastanza veloce anche direi, infatti 36 e 37, ottimo tempo. Sembra un buon tempo, sì, per partire. Sì. La lunga alla fine pensavo creasse qualche difficoltà, invece sembra tranquilla, meglio così. Ecco qui il ceco Martin Bartak, classe 99, una forza strepitosa direi. Giovane ragazzo, è in testa alla classifica di Coppa del Mondo, eh. Già. Sta dando un po' del filo da torcere. Oh, mamma mia che rischio. Sì, è proprio al limite qua, eh. Sta spingendo molto, sta spingendo molto, voglia di andare, ancora giù per il muro, prende i suoi spazi, però ancora li fa andare. Vuole vincere anche questa. Non si accontenta. Eccolo il traguardo, le ultime porte, 35-66. Buono, Mamma buono, mia. direi buono. Ottimo. Vediamo, Caspita. ieri Lorenzo è riuscito a fare il colpaccio, vediamo oggi se riuscirà. Qua Intanto Zamboni Filippo. il primo degli italiani 2001, anche lui giovane, è giovane, si sta facendo vedere nel circuito. lo sfermano un attimo. Ci sarà qualche palo da sistemare, probabilmente qualcosa Ecco, da sistemare in pista, quindi l'hanno Stupende. fermato un attimo. le nostre Dolomiti intanto. Bello, Cortina è sempre una magia. Beh, Cortina è sempre su perché, direi. Sì, decisamente. Qua vediamo che stanno sistemando un po' i pali, può essere Già. qualche Palo. snodo un po' alto. Sì, qualche palo rotto magari. Capita. Anche nell'erba che i pali si rompano con il passaggio degli atleti. E molto anche direi, la superficie anche se è erba ma è duro sotto. Eccolo qua, ecco, si riprepara Zamboni Filippo per partire. Vediamo la Pronti? partenza esplosiva. Olè, è andato. Eccolo. Parte molto deciso, voglia di andare. Sì, molto aggressivo ragazzo, eh? Ha una posizione delle mani un po' strana magari ogni tanto, però direi che non gli causa tanti problemi. No, le gambe lavorano benissimo sotto, è sempre bello in spinta, è sempre a ricercare questa velocità. 19,52, buon intertempo. Buono. Eccolo qui, Dai Filippo. un po' di grattoni lì sulla lunga. Vediamo le ultime porte. 36,11, secondo posto, buon tempo. Bene, 36 non è male È lì poco lontano dal Bartak. dal Bartak. Sì. Pietro Guarini. Guarini, altro nostro atleta azzurro, anche lui capace di fare ottime gare in slalom, molto Sì. bravo. È la sua specialità preferita. Vedete come sgancia subito sui pali, non sta lì a tenere neanche un secondo, appena fuori dal palo è Rapido. subito pronto a sganciare lo sci. La chiave di questa pista. La rapidità nel cambio e la voglia di spingere. Benissimo. Ok, buon ritmo. Eccolo al traguardo. Terzo tempo. Bravo, molto bravo. Appena dietro a Filippo, Ah sì, di poco. di poco, molto bene. E qua c'è Ecco qua. Critti, il vincitore della Coppa del Mondo di ieri. Lui ha una sciata tutta sua. Tutta ginocchia, dentro le ginocchia e via. Sì. Segoni, credo che in pochi sciano come lui. Però è redditizia, come abbiamo visto ieri, molto, gli ha molto. fruttato il primo posto. Lui nello slalom fa sempre, cioè è la sua specialità lo slalom. Molto rapido. Molto. Ecco qua, giù a tutta. Eccolo, mamma mia. Bravissimo, Mamma mia. 35-19, molto Che bene, tempo. molto bene. Che tempo, ottimo. Parte subito Marcel Knapp, tedesco.
del 95. Vediamo se Lorenzo si riesce a Molto mettere veloce. un piedino intanto su questo primo posto. Intanto è lì. Anche lui molto veloce, ha fatto un'ottima carriera nei mondiali junior, quindi in categoria junior. Ha avuto un ottimo trascorso. Bene, ecco nell'ultimo Classe minuto. 95, Marcel. Un po' di problemini sulla lunga, ma sembra comunque veloce. Terzo, bravissimo, 35, 35-69. Ottimo. Molto bene. Bene, bene. Vince va Matchat. Machat, sì, Eccolo qui. figlio dell'allenatore che ha tracciato ieri. Non abbiamo detto i tracciatori di oggi. Primo manche l'ha tracciata dallo svizzero, Caderas Clemens. Sì. La La seconda manche manche. l'austriaco la traccerà, Ah, Mursche. ok. 20 e 51 il suo intertempo. Un po' più alto, ma lui è categoria giovani ancora, è delle classi del 99 se non sbaglio. Sì. 99, sì. Eccolo al traguardo 37 e 23. Attualmente l'ultimo tempo. Ha cercato con un bel salto di guadagnare ancora qualcosa all'arrivo. Un altro pezzo grosso qui, Mirko Uppi. Svizzero, anche lui proprio slalomista direi, i suoi Dotato migliori di molta risultati. potenza, Ah, se non altro per la sua corporatura molto, molto lungo. molto lungo, sì, decisamente lungo. Riesce a ricavare molta energia sulle spinte. Però è anche molto composto, pur essendo Certo. lungo. Certo, molto composto e sempre agile, direi. Sì. Bravissimo anche nella tripla. Buon intertempo, 19,61. Arriva molto forte fuori dal piano. Guarda, sempre a tempo, sempre preciso. La Vediamo lunga qua perfetta. sotto se riesce a farli correre. Bene, li molla un po'. Bravissimo. Quarto. Quarto. Sono tutti vicini però, Tutti attaccati, sì, sì, sì. Tutti là. Sarà interessante la seconda manche oggi. È una pista un po' piana, quindi determina dei distacchi leggeri, non molto ampi. Langer ha avuto qualche problema in partenza. Caspita, si è un po' inciampato. Austriaco Hannes Angerer. Anche lui ha fatto ottimi piazzamenti nei mondiali giovani. Sembra veloce però. Sì, Ha gli sci molto veloci. Diciamo, qui gli sci fanno la differenza, eh. La preparazione degli sci è molto diversa dallo sci alpino. E come si può vedere anche dallo sci sostanzialmente. sì, diciamo che non c'è uno skiman, ma ognuno si prepara i propri attrezzi Quarto tempo. al meglio. Sì, ognuno prepara i propri attrezzi, ognuno ha il proprio ski man, ognuno fa da sé. Ecco qui il Ecco nostro Edoardo Edoardo Frau, Frau. Questa è la punta di diamante, diciamo, della dell'Italia. squadra, certo, ha fatto sempre ottimi piazzamenti, si è sempre distinto direi. Ormai è giunto alla sesta Coppa del Mondo Sì, generale. quest'anno punta alla settima. Diciamo che Bartak gli sta rendendo la vita un po' difficile quest'anno, però il Sembra nostro veloce. Edoardo è determinato. 19,46, è un buon intertempo, 19,46 è buono. Vediamo le ultime porte, un po', però è veloce, Edo li sa mollare, vediamo se ce la fa. Spinge fuori. Bravissimo. Oh, sesto. Caspita. 35-82. Pensavo meglio, a vederlo. Sì, Lo sì. pensavo più veloce. Decisamente. Peccato. Beh, Portman. c'è ancora la seconda manche, stai per rifarsi. Eccolo Stefan qui. Portman, svizzero. Parte forte. A casa sua si svolgeranno i campionati del mondo Marbach. ad agosto a Marbach. È una pista molto impegnativa a Marbach. Intanto vediamo lui, dotato anche lui di grande potenza. 19,61. La Marbach è un po' paragonata come la Kitzbühel, no? Sì. La Kitzbühel estiva. È interessante come pista, molto spettacolare direi. Eccolo sulle ultime porte. No, No, sbagliato. Peccato, proprio alla fine. Caspita. No, ieri già sfortunata questa uscita perché ieri Direi di sì.
Ha avuto un problema nella spinta in partenza, e si è rotto il bastone. gli si è rotto il bastone, si è Infilato il bastone in fissato- mezzo alle gambe. Esatto, e oggi è all'arrivo, mamma mia. Tanto Philipp Schwanner è partito anche lui questi ultimi 2 anni, ha fatto buone gare, eh. Prima non lo so, magari È cresciuto il ragazzo, diciamo. Negli anni è cresciuto, è arrivato anche lui come un ragazzino. ha avuto un trascorso da bodybuilder anche. Sì, 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 ha affrontato diversi sport, Ah, diciamo. sì, Ah, niente, niente. fuori. È arrivato un po' troppo- lungo, vero Davide? sì, troppo tirato sulle porte d'ingresso muro. Qui si sta preparando Fakin Jacopo, atleta di casa, Graschi Team Belluno. Dai, Jacopo. Si concentra alla partenza. Ed eccolo partire. Partito. Ole. Bene. Ieri Jacopo ha avuto un problema sulla lunga. Sì, sulla lunga fine muro purtroppo si è filato un po' troppo dello sci interno, diciamo. La lunga è abbastanza scivolosa. Purtroppo è scivolato via. Lo vedo leggermente in ritardo. Sì, un po' l'inseguimento. L'intertempo era un po' altino. Adesso vediamo come se la cava sul muro. Se la Lunga rapidità. oggi indenne. Salvo. Dai, Jacopo, ultime Spingi porte. fuori. 11° tempo, 11° 36,94. tempo. 36,94. Non è un brutto insomma. tempo comunque. Ecco Daniele Puio, altro Puio. atleta di casa. Giovane, del 2000, Daniele. Sì, sì. Dotato comunque di una buona tecnica anche lui. Ha sempre sciato bene. Adesso vediamo nei piani di Socrepes come se la cava. Sembra spingere abbastanza, Sì, non mi è piaciuta tanto la linea della tripla. Ho visto un po'. Un po' Sì, girante. un po' troppo girare. a spasso. Sono importanti un po' le linee dirette, soprattutto beh. qua dove Fondamentale. il piano è Il un tempo po'. direi subito che è un po' altino, mi sa. Ah sì. 37,78, 13° tempo. 13° tempo. Ma comunque dai, ha fatto una buona gara. Allora, prossimo a partire Maciu Filip, L'erede Repubblica Ceca. ha una sciata un po' alla Nemec, che era un pezzo grosso dello sci d'erba, e lui dovrebbe essere il suo allievo se non sbaglio. Sì, è allenato proprio da lui. Infatti, se uno conosceva il Nemec, ha un che della sua Sì, sciata. la ritrova in Maciu Filip. Eccolo qui, nel tempo 20 e 25. Vediamo se riuscirà a ripercorrere la carriera del suo maestro. Aggressivo comunque, eh? Sì, beh, la grinta non gli manca. Aveva addirittura la posizione a uovo 36,90, 11° tempo. La grinta a lui non gli manca Non di gli sicuro. manca. Vediamo se riuscirà anche a tramutarla un po' in tempi. Questo La tempo era un po' rapidità. alto, vero? Sì, direi sì. Schiavetti Nicolò, Italia, del 2001, è uno dei giovani della squadra delle future promesse. Sì, ormai la squadra necessita di giovani, perché abbiamo un salto dai giovani a poi non abbiamo intermedi, diciamo. Sì, Abbiamo pochi. è vero, ci manca un po' la via di mezzo, ma i giovani, secondo me, con Schiavetti, con Zamboni, si stanno facendo vedere. Certo. Quindi credo riusciremo ad avere un cambio. Ma Edo ce lo teniamo ancora per qualche anno. Sì, ma- dai, beh, non lo buttiamo via di No, sicuro. no. Ecco Schiavetti ormai fuori dal piano, 20-17 su intertempo. Lui è un atleta più da discipline veloci, come si può anche vedere dalla sua stazza. In gigante, in super va molto bene, ha fatto buone gare. Il tempo 37, tondo. Beh, non se la cava, dai, se la cava discretamente anche in slalom al momento. Beh, sì. Adam Masara ha avuto un po' di anni, un anno o due di stacco dallo sci d'erba, lui fa sci d'acqua, Sì, si è dato un po', sì, è ha cambiato impegnato. sci. Esatto, ha cambiato sci anche perché ha avuto grossi risultati anche Certo, sì. sullo sci nautico, eh? Adesso è ritornato qui, sembra comunque abbastanza grintoso.
20-18, un buon intertempo. È preciso, direi, molto Sì. preciso sul palo, non so se è Dall'ultima anche volta, veloce, però dall'ultima volta che l'ho visto è migliorato ancora. 36-58, sempre lì sull'11° posto che si scavalcano. sì, continuano ad arrivare tutti undicesimi, vero? Ecco qui Schlegel, Roland, austriaco. del 2000. Anche lui, categoria giovani, ha sciato bene. Ah, qui ha avuto un problema. Peccato. Niente. Diciamo che l'Austria ha perso un po' il suo leader con Stoker, che si è Stoker, ritirato giustamente a fine carriera. sì. Dopo una buona carriera, direi, Cioè, lunga. lunga, con ottimi risultati. Sì. Stoker sì. Era, a mio punto di vista, era bello vederlo sciare. Ah, molto bello. Aveva una buona tecnica, molto molto buona. Sempre preciso. Tanto Mattia Rigoni è ripartito. Eccolo qui. Il nostro Mattia, anche lui dedito sicuramente più facilmente alle discipline veloci. Certo. Lui Nostro aveva fatto un oro ai mondiali a Tambre, sì. il Super G. super gigantista proprio d'assalto. Lui sì. Però nello slalom devo dire che si difende, la Beh, sua certo, stazza è un po' difficile da, diciamo, da rendere rapida, ma Sì, diciamo, gli slalom ripidi sono un po' la difficoltà, ma per tutti coloro che danno hanno questa 37 stazza. netti. 37 è il suo tempo. Il prossimo a partire è Fabrizio Rottigni, italiano. Il Fabri è del 86, anche lui è da molto tempo che è dentro nello sci d'erba. Eccolo qui. Differenza abissale, dopo aver visto Mattia, Direi di sì. Fabri, tutta un'altra Fuori per fisicità. il piano, poi le velocità sono differenti, però il Fabri poi se la cava bene nei muri, vedi? È agile. È molto agile, deve essere preciso. Già, No, No. peccato. caspita. Niente anche oggi. Kohler Jonas, Jonas tedesco, classe 1997. Lui è già passato l'anno scorso, la categoria giovani, adesso quest'anno si confronta solo con i più grandi. Lui comunque è sempre sciato bene anche in categoria giovani, sciava contro di me, l'ho avuto più volte alle costole che spingeva. Pronto a rubarti il posto. Sì. Sì, diciamo che i passettini qua sul piano però non rendono tanto. Lì dipende, secondo me. Nel senso, o sono efficaci e si fanno bene, altrimenti rischiano solo di allungare progressivamente la linea o di comunque far strada in più, che in un piano così piatto. Sicuramente non rende. L'unico svedese è partito adesso, Edward Nord. Eccolo qui. Impegnato ormai da qualche anno nella Coppa del Mondo. L'anno scorso l'ha avuto di pausa. Non l'ho visto. Non ha sciato l'anno scorso? Ha fatto però comunque un exploit ai mondiali giovani in Iran. Ha sciato forte. Lui è molto tecnico, anche se comunque potrebbe spingere un po' di più. Infatti, 37,55 il suo tempo, 17ª posizione. Arriviamo qui al Nicola Sanziutti. Ieri assente per motivi di lavoro, purtroppo. Laureato da poco. Sì, i nostri atleti non sono professionisti, quindi devono un po' dividersi, no? Tra studio e attività o lavoro e attività. Si cerca di incastrare tutto. Sì. Lui comunque
nei piani ne soffre un po', però devo dire che nelle piste ripide io l'ho visto dove molti avevano difficoltà, lui ha un piede molto preciso, molto taglio e cucito. Sì, riesce a lavorare bene con le ginocchia, soprattutto Sì, sì, secondo sì. me. Poi nel pianetto, Nei piani, poi lui appunto per lavoro riesce a fare pochissimo allenamento, non c'ha poi piste vicine lì, no, no, purtroppo non sempre le piste le troviamo vicino casa. non sono così diffuse. Partito Marco Combi, Adesso abbiamo una scarrellata di azzurri, mi sa. Marco è del 2000, Sì, giovane. Beh, giovane di buone promesse, secondo me. sì, sì, sì. Può crescere ancora molto secondo me, perché comunque è una tecnica di base che non è male. Deve lavorarci, secondo me possono venire fuori buone cose. È arrivato anche lui, tempo 38 e 48. 22esima 22esimo posizione. Tanto vediamo posto. dietro il pick-up che porta via le borse degli Materiale. atleti. È partito Shaniel Vito, svizzero. È il secondo svizzero che vediamo, giusto? Sì, terzo. Terzo. Sì, Portman. Il Portman, giusto, l'avevo dimenticato, Portman. Bene, eccolo qui. Lui è un po' lentino, ma è sempre stata un po' una sua caratteristica. Sì, non è tanto rapido Non nei ha- cambi, nel portare fuori velocità. Non ha una gran fisicità, diciamo. Altro svizzero in partenza che è Shaker Martin, 95. Eccolo partito. Eccolo qua. Nel frattempo a bordo pista si prende il sole, eh? Beh, sole di Cortina. Ieri ha segnato parecchie persone, me compresa, con un po' di ustioni. Ne sappiamo qualcosa, no? Anche Picchia, picchia. settimana scorsa a togliere sassi, Sì. a preparare la pista, Picchia, poi c'è l'aria bella fresca, non ti accorgi. a fine giornata si toglie la pelle come i serpenti. Ecco, Shaker all'arrivo, insomma, non una grande manche, devo dire. Resta sempre nei suoi standard. Il prossimo è un ceco, Jan Kazicki. Krasicki, del 2002. Beh, dai, come giovane se la cava, eh? Sì, 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 sì. Sì, è molto giovane, il 2002 è molto giovane. È rapido, però ha buoni punti di partenza su Sì, cui sì. lavorare. Lo vediamo qua nella tripla. Non male, come linea. No, non male. Un po' poco movimento. Il movimento per i giovani è ancora una cosa un po' complessa da capire. Sono equilibri molto precari nello sci d'erba, molto precari nel senso che la nostra superficie di appoggio è molto ridotta. Quindi ci vuole esperienza per Eh. trovare il giusto compromesso. Breinat Alberto in pista, del 97. Eccolo È qui. cresciuto molto, Alberto, negli anni. Sì, 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 me lo ricordo ancora ai mondiali junior a San Sicario. Da allora ha fatto molta strada. Cioè, ha trovato un buon equilibrio. Diciamo che la sua base d'appoggio è sempre lì stabile, eh. Cioè, Una cosa che noto spesso, le gambe sono sempre larghe e ferme. è piazzate. Manca anche qua un po' di movimento, forse. Quello manca sicuramente. Eccolo, Libardoni. Qua sono gli ultimi entrati in squadra, direi. Sì, 2002, Nuove entrate dal Trentino. Bravo. Buono, la grinta non gli manca, però un po' lungo, gli è costato un po', mi sa,
quell'uscita dalla tripla un po' lunga. Infatti un intertempo 22-22. Vediamo se nel muro riesce a mollare giù, recuperare un po'. Però un tempo alto. Decisamente. Ah sì, 40 e 70. Il prossimo, sempre del 2002, Martinelli e Alessandro. Girano sempre in coppia loro due. Sì. Chip e Chop. E d'altra parte tutte le gare prima da giovani insieme, Certo. arrivi in squadra insieme. Ma poi sono entrambi, anche loro sono tutti e due da Trento, si allenano assieme credo. Sì, Quindi insomma è un po' come noi qui cresciuti in Belluno. amici da sempre. Certo. Inseparabili. Eccolo anche lui nelle ultime porte. Il cronometro scorre. 37, 38, 40 e 04. Ha rubato il posto al suo. Al suo socio. Ultimo del 2002 qua, Binelli Andrea, sempre italiano. È arrivato un po' lungo nella doppia, I piedi sono un po' ballerini. Sì, diciamo che per spingere forse mette un po' troppa foga. Sì, tende a disperdere, dissipare le energie che accumula durante la curva nelle spinte. Caspita, Qualche difficoltà con la lunga. quella gli costa l'uscita dal pianetto qui. Sì. 25esimo. 39-37. Peccato. Poteva guadagnare ancora qualcosa. Krukel, Michael, austriaco. Eccolo qui. In Diciamo che nello partenza. sci d'erba non abbiamo una risposta elastica, no, dello sci, non è come lo sci invernale. Ha una risposta elastica ma è minima, quindi dobbiamo gestire tutte le inerzie vengono gestite dal nostro corpo. Quindi anche fuori per i piani qui se noi dissipiamo lateralmente le energie che accumuliamo si perde progressivamente la velocità. Bisogna riuscire magari se si vuole spingere però comunque proiettando in avanti l'energia accumulata, altrimenti lo sci non ce la restituisce. Eccolo qui nelle ultime porte. Buona manche, dai, di Krukel. Sì. Sì, non male, anche il tempo, 38-11. Si è difeso, diciamo. Pavel Ivanek, quest'anno, primo anno in Coppa del Mondo, 2003. Beh, dai, Giovanissimo. esatto, tra le new entry si anche difende. È piccolino e magrolino, però riesce ad essere rapido. Sì. Diciamo che il pianeta in questo caso lo un po' penalizza, visto la sua... Ha ancora una corporatura fisica magrolina, ma sicuramente cresce. Ne ha ancora da crescere, Sì, quindi sì. con una buona grinta che ha in postazione, Si farà negli anni, se diciamo. non sbaglio, lui non era andava abbastanza bene, no? Nelle gare da piccolo. Nei giovani, in sì, Cirri. nel gruppo giovani era sempre tra i primi. Si farà. Sì. Sono ancora età in cui devono finire un po' di crescere, no, questi ragazzi. Certo. Anche vale lo stesso discorso per Jarosek Thomas in pista adesso, cieco anche lui, sempre del 2003, e quindi sono ancora in fase di crescita. Se già gli equilibri sono un po' precari nello sci d'erba, la crescita Destabilizza molto. parecchio. Sì. Ma insomma sono ragazzi che si impegnano e sicuramente tireranno fuori qualcosa di nuovo nei prossimi anni. Prossimo atleta in pista, italiano, Davide Gneddu, 2001. Lui è arrivato più tardi, diciamo, all'erba e sta ancora cercando un po' di
di trovare il suo modo per esprimere la velocità. Diciamo che la sua corporatura è molto strana, diciamo, nel senso è giovane, però è molto lungo, è molto alto, quindi deve trovare un po' i suoi equilibri, ha una grande problematica, diciamo, nel trovare i suoi equilibri e una gran necessità più che altro. E per quello si trova sempre un po' in forse nel dove iniziare la curva, come iniziarla. Ha bisogno ancora un po' di tempo per capire come gestirsi. Intanto vediamo l'ultimo atleta della Germania, Zierman Gianluca del 99, come se la cava. Ok, eccolo qui nelle ultime porte, anche lui un po' schiacciato di busto, tutto schiacciato sopra lo sci, Ah sì, così riesce a far lavorare poco le gambe, gli blocca un po' il movimento. 38-13. Va bene. Finita quindi la prima manche, ecco qui subito i tecnici provvedono a togliere i pali dalla terra. Per preparare il tracciato della seconda. Diciamo che anche oggi come ieri gli equilibri sono un po' gli stessi, vero? Sì, più o Lorenzo meno tra gli siamo- uomini direi si che distingue. ha dimostrato ancora una Certo. volta le sue capacità. Si distingue. Eh, Il Bartak e Ledo, un po' così, diciamo, Bartak è sempre possente nelle sue prove, eh? sicuramente sempre possente. Poi c'è da dire che il Bartak ha avuto un infortunio la scorsa gara, in allenamento si era infortunato alla caviglia, È ancora un po' in fase di ripresa. sicuramente avrà qualche dolente. D'accordo. Va bene, allora noi vi richiamiamo alla seconda manche, l'orario è assegnato alle 12:30, tempo permettendo, c'è una perturbazione in arrivo, speriamo arrivi più tardi Rallenti. e quindi vi aspettiamo più tardi. Grazie a tutti, ciao Davide, a dopo. Ciao Cri, a dopo. Ciao, ciao, ciao.